Benvenuti, oggi è martedì 13 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 17.01. La luna si leva alle 2.39 e cala alle 17.20. Oggi si celebra Sant'Ilario. Il nome Ilario deriva dal latino e significa allegro, lieto. Oggi, 13 gennaio, si celebra la giornata internazionale del dialogo tra le religioni e omosessualità. Questa ricorrenza commemora Alfredo Ormando, scrittore che il 13 gennaio 1998 si diede fuoco in piazza San Pietro per protestare contro l'omofobia delle gerarchie vaticane. Questo gesto estremo ha messo in luce la necessità di avviare una riflessione costante e necessaria sul tema della fede, della diversità di genere e sessuale, con l'obiettivo di eliminare ogni forma di discriminazione. Orlando Bloom, attore britannico, compie oggi 49 anni. Dopo il successo mondiale con le saghe de Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi, ha recitato in vari film di genere, tra cui Troy. Nel 2023 è tornato al cinema con il film Gran Turismo, basato sul celebre videogioco. Dal 2016 è fidanzato con la pop star Katy Perry, con cui ha avuto una figlia. Patrick Dempsey festeggia 60 anni. Famoso per il ruolo del dottor Derek nella serie Grey's Anatomy, ha interpretato anche film romantici e commedie come Sweet Home Alabama, come D'Incanto, La verità sul caso di Harry Quebert e Bridget Jones' Baby. Nel 2023 è stato eletto dalla rivista People come l'uomo più sexy dell'anno ed ha anche partecipato alla serie italiana Diavoli, tratta dal romanzo di Guido Maria Brera, e al film Ferrari, in cui ha interpretato il pilota Phil Hill. E infine compie 36 anni l'attore austriaco Liam Hemsworth. Ha debuttato al cinema con il film The Last Song, in cui ha conosciuto la sua ex moglie, la cantante Miley Cyrus. Ha raggiunto la fama internazionale con il ruolo di Gail Hepburn nella saga di Hunger Games, accanto a Jennifer Lawrence. Ha recitato anche in film d'azione e thriller come Independence Day e Killer Man. Alle 21.30 del 13 gennaio del 2012 la Costa Concordia, in crociera nel Mediterraneo, urta uno scoglio a 500 metri dall'isola del Giglio. Lo schianto sventra la pancia della nave, aprendo una ferita lunga 75 metri. L'incidente si conclude con la nave sommersa per metà e la morte di 32 persone. È il naufragio della nave con maggior tonnellaggio nella storia. L'incidente è stato causato dalla manovra dell'inchino, voluta dall'ex comandante Francesco Schettino, condannato a 16 anni di reclusione. L'Etna difficilmente rappresenta una minaccia, ma nel 1669 un'eruzione che durò 112 giorni distrusse una parte della città di Catania. Pensate che il Castello Ursino, che oggi si trova al centro della città, prima dell'eruzione si affacciava sulla costa. Buongiorno ai 12, la luna oggi sembra voler essere portatrice di pace proprio perché si sposta nei gradi dello Scorpione e riesce a fare punto di talete, ovvero di raccordo, tra le opposizioni dei pianeti in Capricorno e Giove in Cancro. Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. E beh, per voi è tutto un vantaggio, soprattutto perché il vostro Marte si calma un po' e adesso, avendo avuto le risposte che cercavate, potete muovervi con più disinvoltura e meglio, sia in ambito affettivo e passionale, ma soprattutto in ambito lavorativo, dove avete chiarito alcune posizioni con i vostri collaboratori. Toro, per voi oggi sembra una giornata all'insegna di un dinamismo uraniano che vuole farvi riprendere un po' le attività. La luna sembra meno perniciosa oggi, anche se l'opposizione con Urano che sta per innescare sembra un pochino più ragionata. Forse oggi vi convincerete a fare qualcosa di buono per voi, per la vostra salute e il vostro benessere. Gemelli, per voi il cielo oggi è un cielo pieno di possibilità. Dovete scegliere, sapete di avere delle scadenze e siete un bivio, se caricare più su un aspetto del vostro lavoro o meno. Questo lo deciderete anche con un consiglio del partner, perché Venere sta cominciando a strizzare l'occhio ad alcuni di voi, quelli della prima decade in particolare. Cancro, l'opposizione di Giove ai 4 pianeti in Capricorno sembra essere oggi mitigata proprio dalla Luna, dal vostro
vostro timone astrale, il che significa che oggi avete il potere in qualunque tipo di situazione, anche quelle meno convenienti, di rimettere tutto magicamente a posto. Leone, a posto per voi c'è poco per adesso, perché sentite pianeti un po' troppo distanti, c'è qualcosa che prelude al futuro che vi piace poco, che temete un po', forse dovreste essere un po' più disinvolti, la vostra positività e l'energia sono in aumento, ma decisamente dovrete fare i conti con le conseguenze di azioni innescate. Vergine, per voi oggi è una giornata ottima, proprio perché i pianeti parlano di ordine, di sistemazione delle cose, ed è proprio la luna che lo farà, quindi con dolcezza e soprattutto negli affetti primari voi Vergine riuscirete a comunicare le parole giuste per risolvere una serie di problematiche. Bilancia, la vostra giornata oggi è veramente importante, proprio perché la luna vi dà finalmente le soluzioni e vi fa scegliere su un gruppo di persone. Molto probabilmente sceglierete una nuova compagine a cui affidarvi, o comunque varierete un po' il vostro sistema intorno a voi. La bella Venere oggi, irradiata dalle energie solari e in amore, comincia a pensare di migrare in Acquario, dove trova un terreno un po' più libero, più congeniale, amore e ripresa, insomma. Scorpione, quella luna oggi vi rende in assoluto i protagonisti della giornata, perché dispone sia dei 4 pianeti in Capricorno che del lontano Giove nei vostri gradi. Il trigono che sviluppate proprio con lui oggi è quasi taumaturgico, perché porta positività e un grande benessere, soprattutto in amore e nelle pratiche lavorative dove siete impegnati a tutto campo. Sagittario, a proposito di essere super impegnati, Sagittario hanno delle prospettive notevolissime, non sanno dove dirigersi prima. Il vostro pianeta Giove oggi è regolato dalla Luna, quindi sarà la dolcezza del partner o di qualche familiare a farvi capire che non siete soli e siete confortati e soprattutto supportati. Capricorno, per voi oggi i pianeti si sistemano decisamente meglio, perché l'opposizione con Giove dei vostri 4 ospiti è regolata da una luna generosa che vi fa gestire meglio le cose e che vi permette di distribuire anche le responsabilità a qualcuno, di non fare tutto da soli e di avere il tempo e lo spazio di godervi l'amore e queste nuove novità nel campo affettivo che state sperimentando. Acquario, e con gli sperimentalisti dello zodiaco sicuramente quella luna in Scorpione potrà farvi sentire un po' di malessere intorno a voi, un malessere che oggi non avete assolutamente intenzione di empatizzare, proprio perché cominciate a sentire forte la presenza dei pianeti che stanno per incedere nel vostro cielo, per cui vi sentite carichi e pronti a un'energia passionale e creativa come non si vedeva da molto tempo. Pesci, per voi la giornata è assolutamente portatrice di grandi soluzioni, di grandi genialità. Un incontro in particolare potrebbe aiutarvi a farvi capire qual è la direzione giusta da seguire per stare bene voi e tutto ciò a cui tenete. Quest'anno anche l'Italia avrà la sua squadra nazionale composta da soli giocatori italiani. È così che viene annunciata il 13 gennaio del 1910 la nascita della nazionale italiana di calcio maschile. È una giornata storica per lo sport del nostro paese. La nazionale in questione disputerà la prima partita il 15 maggio dello stesso anno. Quella femminile dovrà invece attendere quasi 40 anni. La prima partita infatti nel 1968. Perché si dice fare la scarpetta? Fare la scarpetta è un modo di dire italiano che significa raccogliere il sugo rimasto nel piatto con un pezzetto di pane. Ci sono 3 diverse teorie sull'origine di questo bizzarro termine. La prima si riferisce alla forma del pezzo di pane intinto nel sugo che ricorderebbe appunto quello di una scarpa. Per quanto riguarda la seconda, il gesto di trascinare il pane sul fondo di piatto per raccogliere i riavanzi è paragonato al movimento della scarpa che striscia a terra. Ed infine un'altra teoria suggerisce che derivi da un termine in disuso, scarsetta, che indicava la necessità di non sprecare il poco cibo disponibile. Il matto di oggi è il pittore Chaim Soutine.
Convinto della superiorità dell'arte e dell'igiene, si racconta che durante una visita medica il dottore scopre un nido di cimici dentro il suo orecchio. Conserva gli umani morti nel suo studio per poterli dipingere fino a quando, disperato, arriva a distruggere le proprie opere. Una vita di sofferenze che lo brucia nel profondo, si ammara di ulcera che lo consuma fino alla morte. E ci salutiamo anche oggi con la frase del giorno. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla contro vento, non con il vento a favore. E questa mi sembra una frase perfetta per iniziare insieme una nuova settimana. Vi ricordo il nostro appuntamento che oggi termina qui, ma da domani saremo come sempre pronti a ripartire con un meraviglioso giorno. Buona giornata dalla vostra Jaire.